Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo un importante aggiornamento sullo stato contrattuale di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è stato oggetto di molte speculazioni ultimamente, a causa dell'imminente scadenza del suo contratto nel giugno 2024. Vi forniremo gli ultimi dettagli sulle trattative tra il giocatore e il club. Secondo il Mattino, a breve ci sarà un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente di Zielinski, in vista dello stage estivo del Napoli. Premi già il pulsante mi piace se ami Azzurra dal cuore. Il desiderio del centrocampista è quello di continuare la sua traiettoria nel club partenopeo, ma la questione ingaggi deve ancora essere risolta. Entrambe le parti sono interessate a raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto di Zielinski, che attualmente durerà fino al 2024. Tuttavia, è necessario trovare un equilibrio sull'aspetto salariale in modo che entrambe le parti siano soddisfatte. Si discute ancora del futuro di Piotr Zielinski al Napoli. Il centrocampista polacco ha espresso l'intenzione di restare al club e ora si tratta di trovare un accordo per il prolungamento del suo contratto. L'incontro tra De Laurentiis e l'agente di Zielinski sarà un passaggio cruciale in questo processo. I tifosi del Napoli attendono con impazienza l'esito di queste trattative e sperano che Zielinski rimanga al club per continuare a contribuire con il suo talento e la sua abilità a centrocampo. Resta sintonizzato per i prossimi aggiornamenti e condividi i tuoi pensieri sul rinnovo di Zielinski nei commenti qui sotto. E tu, tifoso di Azzurra, crede che sia fondamentale rinnovare il contratto di Piotr Zielinski? Quali sono le tue aspettative riguardo a questa trattativa? Condividi la tua opinione nei commenti e seguiamo da vicino lo svolgersi di questa storia. Forza Napoli sempre!